Usura, estorsioni e furti in abitazione sono in aumento in Veneto, mentre calano le rapine. I dati emergono dalla relazione per l'anno giudiziario del presidente della Corte d'Appello Antonino Mazzeo Rinaldi. L'usura in particolare è aumentata di oltre il 45%, mentre le rapine sono diminuite del 27%. I furti in abitazione commessi da ignoti sono cresciuti del 61%. Ma nel 2015 l'escalation sull'attività dei magistrati ha riguardato soprattutto il terrorismo, con un aumento significativo delle intercettazioni telefoniche da 651 a 776, ma anche di tutte le altre attività investigative che hanno portato a scoprire 22 reati contro i 12 dell'anno precedente. Per il prefetto di Venezia, Domenico Cuttaia, quello del terrorismo è uno dei settori sui quali maggiormente si deve concentrare l'attività di prevenzione delle forze dell'ordine in laguna, insieme ad altri ambiti cruciali. La prevenzione degli atti che in un certo qual modo hanno creato ansia perché si sono verificati in Germania, a Colonia, quindi una prevenzione specifica in tale ambito, la prevenzione quella generica nei confronti di tutti gli atti che possono incidere sul patrimonio delle persone, sulla sensibilità delle persone. Gravissima poi la situazione delle carceri in Veneto, definita al limite della tollerabilità, con notevoli difficoltà di controllo che hanno portato a registrare 4 suicidi, 55 tentativi di darsi la morte e 318 atti di autolesionismo. Prima causa di queste cifre inaccettabili è la perenne situazione di sovraffollamento. Al 30 giugno 2015, contro una presenza regolamentare di circa 1700 detenuti, nei penitenziari del Veneto erano rinchiuse quasi 2300 persone.